dal libro Luci nella Shoah, in cui Matteo Corradini raccoglie le vicende di alcuni deportati. Questa è la storia di Mario Brandes. Si chiamava Marco, ma gli avevano raddrizzato la C ed era rimasto Mario perché tutti lo chiamavano così. Faceva parte della comunità ebraica di Venezia ed era l'ultimo di 6 fratelli. Le leggi razziali italiane fanno perdere il lavoro a suo padre, commerciante ambulante, e Mario sembra non amare più la sua terra. Si guarda intorno e il mondo gli sembra cambiato. I suoi fratelli studiavano, ma lui era iscritto alla Premilitare, una scuola di ragazzi indirizzata a entrare nell'esercito. Viene espulso perché è ebreo. Nell'autunno del 1943 viene arrestato perché i fascisti credono faccia parte di un'organizzazione antifascista locale. Viene portato in caserma e un tenente delle SS lo interroga brutalmente. Vuole conoscere la posizione e i movimenti dei ribelli, quelli che tempo dopo si chiameranno partigiani. Mario non sa niente, ed è vero, ma i fascisti non ci credono e lo consegnano ai tedeschi. Viene rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia e poi trasferito a Fossoli, vicino a Modena. In quei mesi alcuni campi di prigionia in Italia erano stati trasformati in campi di transito per deportare gli ebrei. I soldati nazisti e fascisti italiani arrestarono migliaia di ebrei e li imprigionarono in luoghi precisi, dai quali partivano i treni che portavano gli internati verso i campi di concentramento e di sterminio. Quei luoghi erano Borgo San Dalmazzo, vicino a Cuneo, la cosiddetta Risiera di San Sabba, che era un quartiere di Trieste, e il lager di Bolzano. Ma il più grande era il campo di prigionia di Fossoli, attraverso il quale è passata la metà degli ebrei italiani. Mario Brandes arriva a Fossoli il 14 aprile 1944, scortato da 3 carabinieri, prima in treno e poi su un furgone. Non ha più visto la luce del sole e la sua pelle è pallida e rovinata. L'impatto con il campo è traumatico. Gente grigia che piange, prigionieri disperati, tanta fame, guardie violente. Un luogo da cui scappare e presto. Bisogna solo capire come. Quando un suo compagno di prigionia viene ucciso, Mario decide di provare. Il capo della sua camerata è suo coetaneo, si chiama Nedo Fiano ed è ebreo come lui. Completa il trio di amici Giulio Levi. Mario è sempre più deciso a fuggire e capisce che sarà più semplice organizzare il piano insieme a qualche complice. Giulio però decide di non andare. Nel frattempo si è innamorato di una ragazza e non vuole lasciarla in quel destino. Nedo Fiano ha i suoi genitori vicini e nemmeno lui vuole andarsene abbandonandoli lì, si sentirebbe un codardo. E forse i nazisti se la prenderebbero con suo padre e sua madre se lui fuggisse. Il solo pensiero lo angoscia. Mario Brandes non ha le gambe a Fossoli ed è libero di scappare. Sa però che la sua fuga vuol dire responsabilità. La libertà ha un valore grande e conquistarla ti fa capire quanto conta. Nel magazzino degli attrezzi riesce a recuperare una tenaglia coi denti affilati. La nasconde nei vestiti insieme a un pezzo di fil di ferro. Col fil di ferro Mario deve controllare se il reticolato intorno al campo di prigionia è elettrificato. I nazisti facevano passare la corrente elettrica nelle reti che circondavano i lager e se qualcuno cercava di fuggire rimaneva fulminato. Mario sceglie il sabato per attuare il suo piano. Sa che di sera le guardie bevono molto perché il giorno dopo è festa e alcuni di loro hanno il turno di riposo. Nel pomeriggio lancia il fil di ferro contro la recinzione e non succede nulla. Niente scosse, niente scintille. Bene, è una cosa in meno a cui pensare. Quando arriva la notte, Mario guarda un'ultima volta Nedo, quasi a convincerlo ad andare con lui. Il ragazzo non va, ha buoni motivi per rimanere. Mario si inzuppa gli abiti per poi rotolarsi nella terra fino a venirne ricoperto. Sembra un mostro di fango da cui spuntano solo le mani e una filatissima tenaglia. Si corica vicino alla rete e taglia preciso e regolare, cercando di non farsi vedere da nessuno. Solleva il reticolato quel tanto che basta per passarci sotto e risistema ogni cosa al proprio posto, perché nessuno capisca da dove è passato. È libero! L'uomo di fango fugge dal lager. C'è una strada bianca illuminata dalla luna che costeggia il campo di prigionia. Mario la segue e corre via e poi attraversa campi e fosse, distese di prati, si bagna nell'acqua di un canale per lavarsi via lo sporco e l'odore della prigionia. Si tiene lontano dalle case, non si sa mai. A ogni passo sente una briciola di libertà in più nel cuore. È strano dirlo, ma per un ebreo il sabato è giorno di festa, è giorno di riposo. È il giorno nel quale il mondo tace e non è consentito lavorare.
Mario fugge dopo il tramonto, quando la festa è finita e si può riprendere a fare quel che si faceva. Dorme all'aperto, in un campo coltivato, ma si sveglia di soprassalto perché un contadino è andato a svegliarlo. «Vieni in casa», gli dice, «se dormi qui mi rovini il frumento». Il sole del mattino successivo gli sembra diverso, più luminoso. Mario non sa che nell'Ager stanno facendo l'appello e lo faranno e rifaranno per l'intera mattina. I soldati e gli ufficiali non capiscono come possa essere successo. Una fuga da Fossoli è inconcepibile. Da qualche parte dovrà pure esserci il fuggitivo Mario Brandes. Mario scappa nelle campagne. I contadini che lo accolgono non badano a chi sia o al posto dal quale è fuggito. Vedono un uomo bisognoso e gli danno da mangiare, o un passaggio, o un tetto sotto cui riposare. La gente è stufa della guerra, è stufa dei fascisti. Qualcuno intuisce che Mario è ebreo. Qualcuno gli dice anche di no. Tutti sanno che è pericoloso nascondere fuggitivi, tanto più se sono ebrei. Possono esserci punizioni molto serie per chi non rispetta le leggi dei fascisti. Mario cerca di ritornare a Venezia. Dà qualche soldo a un tipo con un tandem per arrivare fino a Padova. Poi prende un tram per Mestre. In città lo avvicina un signore cieco e gli chiede: «Sei ebreo? Vuoi far parte delle formazioni GL?» Mario non sa che cosa siano e il signore cieco glielo spiega. Sono le formazioni di giustizia e libertà. Siamo partigiani. Così Mario entra a far parte del gruppo di resistenti per la libertà e per mesi cerca di combattere i nazisti con i pochi mezzi e le poche armi che lui e i suoi compagni possiedono. Insieme a lui, nelle altre formazioni partigiane ci sono diversi ebrei. Dopo mesi di combattimenti, Venezia viene liberata. I fascisti e i nazisti se ne vanno. Mario ritorna nelle strade che ama tanto e si stupisce di scoprire che della comunità ebraica di Venezia rimangono ancora tante persone in vita. Mesi prima, i fascisti avevano obbligato Giuseppe Iona, il capo della comunità, a fornire gli elenchi degli ebrei veneziani. Iona aveva capito che quegli elementi avrebbero portato alla morte centinaia di persone. Così li aveva distrutti. Ma non bastava. Forse aveva pensato che lui stesso, con la sua memoria, poteva essere un elenco umano. Prima o poi i nazisti lo avrebbero costretto a sputare i nomi. Iona aveva preso una decisione terribile. Così come aveva fatto con l'elenco di carta, fece con se stesso. Mario sente il sole in città e capisce che quella luce è fatta di chi è rimasto a testa alta, di chi ha resistito in tanti modi diversi, di chi ha lottato contro la paura, di chi si è sentito più ebreo di prima per certi versi. Capisce che ha tagliato la rete del lager, ma non ha tagliato la corda. Capisce che quella luce, in fondo, non lo ha mai abbandonato.